Ogni scelta è stata animata da visione e da umanità. E quando ho avuto delle risposte terribili che io non mi aspettavo, ho creduto forse a qualcosa che sapevo già fosse un'utopia, ma che non aveva assolutamente più spazi di soluzione, di crescita per me. Quindi potevo andare soltanto indietro. E io indietro non ci voglio andare. Io voglio andare avanti. E per andare avanti ero costretta a troncare e a finire un ciclo nel modo migliore. E ho lavorato per 3 anni cercando di trovare sempre un equilibrio, con grande sofferenza. La scuola io l'ho amata perché ci sono nata a scuola. Ed è per questo che io ringrazio sempre la mia famiglia d'origine e ringrazio mia nonna in primo luogo, ma anche mio padre e mia madre e tutta la mia famiglia, piccola ma immensa. Forse la mia famiglia mi ha insegnato più della scuola, devo dire. E poi ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnata durante questo lungo percorso. Sono 42 anni, non sono pochi. E mi sento di ringraziare quelli che sono andati in pensione prima di me, la collega che mi ha affidato questa scuola, Indelicato, come dico sempre, Irene Nicoletti che ha fatto moltissimo per farla venire su, e tutti quelli che mi hanno supportato giornalmente, ma in particolar modo ringrazio tutti i docenti che silenziosamente hanno lavorato, sempre con amore e passione e con serietà all'interno delle loro classi, insieme alla loro squadra che è il consiglio di classe. Come dissi all'inizio, quando sono arrivata, ogni consiglio di classe ha un cuore che batte e se non batte si infartua. E nel momento in cui un consiglio di classe diventa un luogo di scontro piuttosto che un luogo di incontro, è un fallimento per tutti. Quindi quello che io voglio dirvi, sappiate sempre che voi avete un patrimonio immenso tra le mani e che questo lavoro non vi farà mai ricchi materialmente, ma se saprete utilizzare davvero le risorse vi renderà ricchissimi emotivamente, moralmente e affettivamente, perché farà di voi persone migliori. Grazie di esistere a tutti. Grazie.